Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. 2 poliziotti in carcere e 1 agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine antidroga. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, peculato e falso in atto pubblico. Arresti domiciliari anche per un quarto uomo non appartenente alle forze di polizia. Di giorno vendeva frutta nella zona sud della città e di notte abbandonava rifiuti, è quanto accertato dal reparto ambientale del Corpo della Polizia Municipale di Messina. Qualche giorno fa un'amara sorpresa per i residenti della zona che si sono risvegliati con una montagna di pneumatici abbandonati nell'alveo del torrente di Zafferia in appena 10 minuti. L'Ufficio Dogane di Porto Empedocle e la Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 1.258.317 euro nei confronti di un'azienda dedicata attiva nel settore della commercializzazione di carburanti accusata di aver commercializzato illegalmente gasolio agevolato agricolo per circa 4.400.893 euro che ha alimentato il mercato di contrabbando del gasolio per autotrazione. Gli anziani che hanno già ricevuto la 4ª dose possono fare la 5ª somministrazione dell'ultimo booster o della malattia. L'ulteriore dose di vaccino è raccomandata per un maggior consolidamento della protezione da forme gravi di Covid-19. La 5ª dose è indicata per over 80, ospiti dell'RSA, over 60 con patologie preesistenti. Su richiesta possono richiedere la 5ª dose anche gli over 60. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.